un profondo disagio, le paure, le incertezze, la solitudine, hanno l'idea di una vita vuota e senza senso, sono il sottofondo di quel malessere diffuso, espressione di un eccesso di avere e di una carenza di essere. Non accettano regole, vivono una sessualità distorta, non accettano i difetti fisici. Questo mondo che viviamo oggi, pieno di sofferenza psicologica e morale, è guardato dallo scrittore Enzo Siciliano, un uomo intriso di rara sensibilità e capacità di comprensione, tale da dimostrare ancora di più che sono straordinariamente attuali. E con l'augurio che questa nostra società possa riacquistare soprattutto quei valori fondamentali andati perduti, convinto che solo la determinazione interiore, come ci ha dimostrato Enzo Siciliano, può diventare modello culturale concreto per i nostri giovani calabresi. Auguro a tutti un buon lavoro. Grazie di cuore. Mi è gradito porgere il saluto del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Antonio Sannagata, assente oggi per improrogabili esigenze di servizio, e rivolgere il mio personale ringraziamento al dirigente scolastico dell'Istituto Superiore di Bisignano, professoressa Michelina Bilotta, al sindaco Ugo Bisignano, presidente dell'amministrazione provinciale, alle autorità presenti, ai docenti, al personale ATA e in particolare agli studenti di questa scuola per aver organizzato la meravigliosa cerimonia odierna di intitolazione allo scrittore Enzo Siciliano. Enzo Siciliano, figlio di Calabria, è stato un intellettuale straordinariamente vivace, aperto all'innovazione e alla ricerca, pronto a valorizzare qualsiasi istanza di progresso e di cambiamento. Progresso e cambiamento rappresentano le linee guida dell'attività didattica della scuola di Bisignano, una scuola giovane, nata dalla fusione della sezione staccata dell'industriale di Cosenza del liceo scientifico di Arte. Una scuola che ha conseguito l'autonomia in occasione della stesura del piano di razionalizzazione del 2000, un'autonomia perseguita con grande determinazione dagli amministratori dell'epoca, nonostante le resistenze di chi, per logiche campanilistiche ormai superate, temeva che l'istituzione dell'Istituto Superiore a Bisignano, dotato di autonomia, potesse determinare la soppressione, la scomparsa di altre scuole del territorio. Oggi l'Istituto Superiore di Bisignano è una realtà in espansione, con oltre 400 alunni iscritti e regolarmente frequentanti, una scuola viva, vivace, che progetta e realizza e apre delle iniziative che da un lato tengono conto di tutto ciò che esiste nel territorio e dall'altro cercano di dare risposte concrete alle richieste delle famiglie e degli studenti di Bisignano. A dire il vero, la dirigente, la professoressa Bilotta, ogni volta che viene a Cosenza mi illustra insomma, le iniziative che la scuola ha intenzione di intraprendere. E una cosa che mi ha meravigliato è che in pochissimo tempo è riuscita a conoscere tutte le tradizioni di Bisignano, tutto ciò che c'è, le arti, i costumi, le attività lavorative di Bisignano. Per cui non mi nascondo che insomma non sapevo se parlavo con un dirigente scolastico che comunque faceva bene il suo lavoro o con diciamo, chi rappresentava la memoria storica della città di Bisignano. Questo lo devo dire molto sinceramente. Sono certo, e siamo tutti certi, che la scuola di Bisignano rappresenta e rappresenterà anche in futuro un punto di riferimento importante e per la cittadinanza di Bisignano e anche per gli altri comuni dell'Interland. E comunque è una scuola che già ha contribuito e contribuirà notevolmente allo sviluppo sociale ed economico di questa città e di tutta la provincia di Cosenza. Grazie. Noi dobbiamo votare, ma non sappiamo votare.
aperto, sperava i brividi di freddo, con qualche risata, dicendo a voce alta, come chiedendo aiuto: è fredda. Poi, piegando le ginocchia, si immergeva fino al collo e si sollevava di scatto. Il bagno di mare per lei era starsene lì, con le onde che la accarezzavano la pelle, oltre una ventina di minuti. E si schiaffeggiava a mani bagnate le spalle, difendendo i capelli asciutti che teneva stretti in un foulard di tuo grigio azzurro. Se c'erano onde forti, di quelle che gettano per i bagnanti, cercava con piccole corse avanti e indietro di sfuggire alla loro violenza, facendo in modo però di bagnarsi da capo a piedi, protestando contro i cavalloni, felice di non essersi sottratta pure in quella giornata al rito del bagno. Il bagno di mare era importantissimo per lei, gli attribuiva virtù terapeutiche che il bagno di sole arricchiva e potenziava. Mia madre si rosolava al sole e il suo incarnato prendeva un bel colore mattone nel quale i suoi occhi castani splendevano. Aveva un costume nero, sempre soltanto un costume nero, per tutta la vita, di lana nera. Il primo costume da bagno suo che ricordi, nero, la scollatura tonda, le pretende, e le scendeva con una piccola gonna rigida sull'inguine, coprendone l'incavo. Mia madre era forte di fianchi, forte rispetto a una delicata complessità fisica, e aveva gambe che la piantavano robustamente a terra. Aveva caviglie ben disegnate, eppure nelle sue gambe c'era una forza contenuta e tesa, la forza contadina, quella che è abituata a camminare a lungo a piedi e a sentirsi gravato in quel cammino del proprio stesso lavoro. Il costume di lana che portava si appesantiva di una bagnata una volta che fosse uscito dall'acqua. Passavano alcuni minuti dalla fine del bagno. Mia madre sembrava segnare di stupore il proprio viso, poi si stendeva sulla sabbia per asciugarsi e quando pensava di essersi scaldata a dovere andava verso la cabina con un passo da ragazza per cambiarsi e mettere il previsore. Camminava svelta, andava sulle punte dei piedi per non bruciarsi con la sabbia bollente, poi tornava fuori sulla loggia del casotto, assestandosi i capelli nel foulard e abbottonandosi la vestaglia prendisore che le lasciava le spalle e le gambe scoperte. Il prendisore era da colori chiari, per lo più a fiori, e di un cotone leggero che il vento agitava con facilità. Dopo il rito del bagno, mai prima delle 11:30 della mattina, mia madre tornava sotto l'ombrellone e continuava il suo lavoro a maglia o all'uncinetto, preoccupandosi di tanto in tanto di controllare i miei polpastrelli, che non fossero troppo avvizziti dal continuo entrare e uscire dall'acqua. Quando i miei polpastrelli erano del tutto macerati, la faccia viola, venivo costretto a restare seduto accanto all'ombrellone, avvolto in un asciugamano, per smaltire i peli di freddo che mi scorrevano. Quel che non tolleravo era sporcarmi di sabbia, visto che ero bagnato, e me ne stavo così in una solitudine scontrosa e infastidita, badando a mantenere una immobilità controllata. Soffrivo di invidia nel vedere altri bambini continuare indisturbati i loro giochi alla riva. Ero zio delle chiacchiere di mia madre, delle sue amiche, di mia sorella, delle sue amiche, mi stordiva presto, non tanto da impedirmi di capire quanto fosse il caso di cogliere l'attimo favorevole per cui nella loro distrazione potevo tornare di nuovo in acqua, di nuovo libero, di sporcarmi e di lavarmi a volontà. Il costume nero di mia madre, appesantito dalla sabbia bagnata, mi sembrava tornare al collo, all'altezza del vento, al fondo della schiena, e un rifiuto avvelenato mi spingeva a non guardarla. Distordevo gli occhi da lei, per l'idea che qualcosa di oscuro e di turpe la levasse. Stravolgere un po' il programma così emozionante essere questa mattina.
avessero detto a mio padre che un giorno una scuola sarebbe stata intitolata a Bisignano, che cosa avrebbe detto, che cosa avrebbe pensato? Probabilmente mi sarebbe fatto una risata. Questa cosa, quando mi è stata raccontata, per un certo verso mi ha allontanato papà, perché diventava qualcosa che era più lontano da me. Da quando non c'è più, in qualche modo ho sempre così pensato gelosamente, quando mi ha proposto per quello che è stato pubblicamente, lo scrittore, l'intellettuale, qualcosa che in qualche modo me lo allontanava, e io mi riflettevo su tutto questo, perché per me era papà. Però quando Erminia ha citato una cosa all'inizio di questa conversazione stamattina, cioè della Scala di Milano, cioè della decisione che prese mio padre come presidente della RAI di trasmettere in diretta l'apertura della stagione scaligera, cioè di prendere quello che la nostra identità culturale ci tramanda con più forza e con più importanza per del mondo, cioè quello che la cultura italiana è, il melodramma nel mondo è quello che ci rappresenta meglio tutti i giorni in tutte le capitali mondiali, che sono principali culturatori, il corso della Sagrada o la Bohème. E in quella scelta mio padre cercava in qualche modo di definire l'identità del suo paese, cercando di portare con forza, in maniera così contro a quello che la logica concorrente tuttora ci dice, cioè che bisogna fare utile, che bisogna in qualche modo capitalizzare quello che la televisione passa e probabilmente trasmettere un'opera lirica che abbassava l'audience e veniva meno il profitto dell'inserzionista pubblicitario. In questo però mio padre fece non soltanto una scelta coraggiosa, ma appunto definiva l'identità del paese al quale si rivolge. Cioè mio padre pensava che la cultura e l'identità delle persone sono la stessa cosa. Negarla e negarsi di essere se stessi. Quando appunto mi è stato detto che sarebbe stata intitolata una scuola a lui, inizialmente ero aiutato questa idea appunto perché mi sembrava che, come ho detto un attimo fa, mi si sottraesse l'intimità della mancanza di mio padre. Venendo qui oggi però, e guardando la scuola, guardando l'attenzione, l'affetto che c'è stato intorno a tutta questa cosa, mi ha fatto rendere conto che in questo modo mio padre tornava in un posto e diventava parte di quell'identità. È importante ricordare anche... Allora, questo libro che noi abbiamo dedicato a Lorenzo Siciliano è un libro che in realtà credo sia forse la prima uscita di testi che riguardano la narrativa di Siciliano dopo la sua morte. È un libro che abbiamo costruito insieme a Mario Desiati, a Arnaldo Colasanti, agli amici di Nuovi Argomenti, cioè a tutti quei scrittori, collaboratori della rivista che si sono ritrovati appunto intorno a Lorenzo Siciliano. A me preme ricordare l'intenso rapporto che Siciliano ha avuto con la Calabria, un rapporto che però è anche fatto, lui abbiamo sentito più volte, il richiamo all'appartenenza, all'identità, ad un profondo sentimento che legava Enzo Siciliano alla Calabria. Io che conobbi Enzo ai tempi